Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi, eventi in agenda. Oggi qui con me c'è Giovanna Cordova, la direttrice del Tema Cultura Festival. Buongiorno Giovanna. Buongiorno a voi. Allora Giovanna, il Tema Cultura Festival è arrivato alla sua 4ª edizione. Si sarebbe mai aspettata di arrivare fin qui? Assolutamente no. Quando abbiamo incominciato, praticamente ci sono sempre i gufi, no, a questo mondo. Certo. E mi dicevano: no, ma tu lì cosa vuoi portare? Perché è un posto che non è centrale, perché il tutto è ambientato alla Filanda Motta di Campocroce di Mogliano, che effettivamente non è il posto più centrale del mondo, però è uno dei posti più affascinanti secondo me del nostro territorio, e io in questa cosa credevo. Tutti mi dicevano: non lo farai mai, finirà così, e invece è cresciuto di anno in anno. E di anno in anno abbiamo portato autori e artisti di fama sempre più alta, sempre più apprezzati, e siamo ancora qua. Il festival comincia il 4 luglio con Ivana Monti. Sì. Ci racconti un po' il programma? Iniziamo con Ivana Monti, che è sicuramente una delle più grandi attrici italiane. È un'artista che ha fatto la storia del teatro italiano, perché lei ha incominciato veramente con Strehler ed è arrivata fino a qui, e avevamo piacere di incominciare con lei, non solo perché è una grande attrice, ma perché presenta uno spettacolo molto particolare che si chiama Ecuba e le streghe, e quindi è uno spettacolo quasi lezione, che partendo dalla figura di Ecuba, e quindi siamo nel V secolo a.C., si ricollega con una serie di rapporti e di magie che Ivana farà sulla scena, a raccontarci questa storia affascinante e tragica, come è stata la fine di Ecuba, di una strega che viene poi messa al rogo. Quindi affrontando anche dei temi molto trasversali, che è il dolore di una donna, ma è anche il senso e la concezione di una donna all'interno di una determinata società. Quindi partiamo con Ivana Monti. La settimana successiva, perché c'è un appuntamento a settimana, sempre tutti gli appuntamenti preceduti rigorosamente da aperitivo e da incontro con l'artista, che è una cosa che è piaciuta molto, perché si riesce ad avere un rapporto diverso, no? Sì. Con chi poi si vede sul palco, e quindi il pubblico è incuriosito, gli artisti sono sempre disponibili a rispondere a domande, a quesiti, e quindi c'è sempre questo appuntamento. La settimana successiva Giancarlo Marinelli, che, come dire, è un regista, drammaturgo, è scrittore, è tante cose. Giancarlo Marinelli è un artista a 360 gradi, e che l'11 parteciperà in veste di scrittore del suo ultimo romanzo, che si chiama Il silenzio di averti accanto, e che è un libro bellissimo a mio modo di vedere, perché attraverso il racconto di una storia personale viene a raccontarci la storia di un pezzo del Novecento, della Seconda Guerra Mondiale, ma fatto con grande delicatezza e soprattutto senza essere noioso. La presentazione sarà una presentazione inedita e inconsueta, perché sarà teatralizzata, e quindi non si racconterà più il libro. L'artista ovviamente è presente attraverso il racconto dell'artista, ma sarà un vero e proprio spettacolo di teatro, partendo proprio dalle pagine del libro. E questo è il secondo appuntamento. Il terzo appuntamento, abbiamo Alessandro Preziosi, che presenta uno spettacolo Moby Dick, che io ho visto e mi è piaciuto moltissimo, perché è uno spettacolo che parla dell'uomo. È un Alessandro Preziosi diverso, molto interiore, accompagnato tra l'altro da un musicista straordinario, che alternerà tutta una serie di musiche elettroniche, strumenti diversi, quindi è un bellissimo spettacolo. Proseguendo
ancora abbiamo Titino Carrara, che, come dire, è uno dei riferimenti teatrali della nostra regione e che ci parlerà dell'essere attore con uno spettacolo, La buca del diavolo. Prima ci sarà un'altra presentazione di un libro totalmente folle, dissacrante, scritto da Francesco Zanetti, su cui io dovrò dare un'indicazione vietata ai minori di 18 anni, perché è un libro veramente forte, un racconto fantasy che, come dire, non può non lasciare stupefatti. Anche in questo caso la presentazione non sarà una presentazione seria, ma Francesco Zanetti, che è anche attore e che ha una voce straordinaria, lo metterà in scena questo libro, e quindi ci saranno in quella serata 2 appuntamenti. Proseguendo ancora, Rosso Venezia, che è una produzione di Tema Cultura. È uno spettacolo che parla della storia di Venezia dalla sua nascita alla resa con Napoleone, raccontata attraverso il colore rosso, quindi con un ritmo molto incalzante, alternando musica a parola con delle proiezioni molto belle. L'abbiamo fatto quest'anno sia a Venezia che a Treviso, sempre sold out, e allora abbiamo pensato di dare la possibilità a chi non l'aveva visto di venirci a trovare in Filanda a Campocroce. E finiamo poi con un super premiato spettacolo, Resistere, di Caterina Simonelli, che lavorerà assieme a Giacomo Vianello, un giovane ma molto talentuoso attore, e che racconterà una storia inconsueta: 2 adolescenti che decidono di suicidarsi e che si trovano su una cornice. E su questo questi 2 attori saranno veramente su una cornice in Filanda e non sanno, insomma, parlandosi trovano una soluzione che non raccontiamo, ma che elimina questa idea del buttarsi, quindi non si butteranno, lavoreranno entrambi su una cornice. Abbiamo anche un intervento musicale, un concerto, 2 giovanissime ma bravissime musiciste e cantanti trevigiani, Anna Volpato e Mariangela Tandura, che nella serata precedente a Rosso Venezia si esibiranno. Quindi tante cose. Sempre i campi, le giornate dedicate ai bambini, e quindi Attore per un giorno, tutte le domeniche di luglio dalle 10 fino alle 18. Quest'anno il tema sarà il sogno e lavoreremo su ovviamente dei pezzi del sogno di Una notte di mezz'estate di Shakespeare. Questo è un po' il programma. Esaustivo. Ecco, appunto, il pubblico, a che pubblico vi rivolgete? Ma è un pubblico molto trasversale, perché sono spettacoli di professionisti, quindi è un pubblico da adulto, però i ragazzi, ed è una cosa di cui sono molto fiera, perché soprattutto in Finlandia è pieno di ragazzi. Quindi quelle storie, quelle favole idiote che i ragazzi non vanno a teatro. Allora, cerchiamo di fare dei prezzi che siano accessibili ai ragazzi, che mi pare una grande idea. Sì. Secondo, creiamo un ambiente e una situazione in cui la cosa sia divertente, perché non è... tante volte il teatro diventa binomio di rottura di scatole, no? E invece non è così. No. Se si presentano degli spettacoli divertenti con attori bravi e la situazione è bella, perché uno può entrare in sala con il bicchiere di prosecco o di spritz, perché non è vietato morire di sete, o se è più bello guardarsi uno spettacolo, perché non si deve fare? Shakespeare le sue cose le faceva nelle osterie, e quindi perché invece noi dobbiamo necessariamente avere qualcuno che ci perquisisce per entrare? Da noi non siamo non facciamo questa cosa qui. Oltretutto i ragazzi hanno come dice, delle facilitazioni sul prezzo, e quindi è
per adulti sostanzialmente, tutti gli spettacoli, però io sono molto fiera che sia piena di ragazzi di tutte le età. È chiaro che i bambini, insomma, i bambini, parlo bambini elementari, è molto più divertente per loro le giornate che abbiamo dedicato a loro, perché non tutti possono vedere tutto, no? Quindi è chiaro che un bambino delle elementari, senti Ecuba e le streghe, molto probabilmente ha qualche problema di sonno o di dire voglio andare via, e ha ragione poverino di andare via, perché non è il suo spettacolo e non è il suo spazio. Ma tutte le domeniche sono solo per i bambini, e quindi ci saranno attori che lavoreranno con i bambini. Appunto sono previsti dei laboratori di teatro, arti grafiche, Sì, esatto. espressività corporea e vocale. Esatto. E anche corsi di pittura e Esatto. lettura espressiva. Esatto, queste sono tutte le attività che abbiamo messo in campo per i bambini, per i più piccoli. Alla faccia di chi gufava. Esatto. Mostriamo la locandina. Beh, Alessandro Preziosi sarà attesissimo, immagino. Beh, stiamo già vendendo, sarà attesissimo. A me questo fa piacere perché è venuto anche l'anno scorso, e quest'anno questa è una delle manifestazioni organizzate dal Comune di Mogliano nell'ambito del progetto Metropolis, che quindi tutta una serie di attività di teatro, di musica, di danza. E mi ha chiesto, visto il successo che ha avuto l'anno scorso, lo spettacolo, l'anno scorso ho portato uno spettacolo delizioso che era questa cosa su Totò. Quest'anno secondo me è ancora più bello lo spettacolo che porto. A me ha emozionato di più, quindi comunque sì, è attesissimo. Allora ricordiamo che il Tema Cultura Festival si terrà dal 4 luglio al 31 luglio alla Filanda Motta di Campocroce a Mogliano Veneto. Esatto. Facciamo un invito agli ascoltatori, a chi ci guarda, a venire al Tema Cultura Festival. Io ringrazio Giovanna Cordova per essere stata qui con noi. Grazie a voi. E grazie anche a voi per averci seguito. Continuate a farlo sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.